Tutto viene dalla liberazione di Piazza San Marco, non erroneamente come chiamata occupazione, ma liberazione da parte dei Serenissimi nel 97 di Piazza San Marco. Un'azione gloriosa fatta da questi patrioti, senza la quale noi oggi non saremmo qua a parlare di indipendenza. Così, a più di 20 anni dai fatti, Patrizia Badì rivendica la continuità di quell'azione dimostrativa. Moglie del costruttore del Tanco, imputata al processo del Tanco 2 e fondatrice dell'alleanza coi Serenissimi, Badì è oggi sottoposta a nuove accuse. Questo non è un processo giudiziario, questo è un processo prettamente politico. Per inciso è un processo che vuole andare solamente a bloccare il diritto inalienabile del popolo veneto a rivendicare la sovranità sulla nazione veneta, sancita e ratificata, quindi è legge dello Stato. Tra i 32 imputati anche Maurizio Bedin è accusato di associazione a delinquere e istigazione a non pagare le tasse. Invece è lo Stato stesso che ha ricevuto da noi le notifiche che noi esistiamo come Comitato di Liberazione e le leggi sui movimenti di liberazione esistono e loro lo sanno benissimo, sentenza della Cassazione italiana oltretutto che ne comprova la validità. Ci contestano di promuovere i diritti derivanti da queste leggi. Logico, gli effetti, una legge è fatta ed ha degli effetti, degli obblighi o delle osservazioni, cioè dei comportamenti da attuare. Lo Stato italiano non lo fa, dovrebbe promuovere, perché sul patto dell'881, che è legge dello Stato italiano, è obbligata a promuovere l'autodeterminazione dei popoli e non lo fa. È obbligata a riconoscere l'autodeterminazione dei popoli e non lo fa. La battaglia verso l'indipendenza del Veneto continuerà anche in altre sedi, promettono gli attivisti. Abbiamo già interpellato la Corte internazionale dell'Aia. Farò di tutto quello che è nelle mie possibilità perché questi processi vengano portati alla Corte internazionale contro i crimini, perché questi sono crimini che stanno perpetrando nei nostri confronti.